Cosa succede quando pensiamo e ripensiamo ai nostri sintomi, che siano di cervicalgia, che sia di emicrania, che sia di mal di schiena? Succede che andiamo ad attivare ancora di più quei percorsi neuronali cervello-corpo. E questo è quello che abbiamo continuato a fare consciamente o inconsciamente nel resto dei nostri mesi passati. Quindi se stai soffrendo da dolori persistenti, l'ipervigilanza è qualcosa da tenere conto. Come fai a non essere ipervigile? Uno, capire che la tua problematica non è unicamente strutturale. Molto probabilmente se soffri di dolori persistenti c'è una percentuale molto minima di causa strutturale. Molte volte non c'è proprio e non vuol dire che questo te lo stai inventando, non vuol dire che è tutto nella tua testa, vuol dire semplicemente che il tuo sistema nervoso da quel momento in cui è partito il dolore, magari mesi fa, ha iniziato a registrare questa problematica. Vuoi per causa di stress, molte volte è una causa di ansia, paura del sintomo stesso o di questioni e fattori esterni al corpo. Molte volte infatti si parla di fattori psicosociali, e quindi non è solo la biologia del tuo corpo ad essere presa in considerazione, ma anche il fattore di stress, di ansia, il fattore di ipervigilanza, il fattore emotivo. Molte problematiche arrivano da senso di controllo molto grande di qualsiasi cosa, del lavoro, delle nostre relazioni, della casa, di tante tante cose. Però la soluzione non è così lontana. Se capiamo come appunto andare a riprogrammare e portare un po' di sicurezza al nostro interno, riusciamo piano piano, nel breve e nel lungo termine, a riprogrammare proprio questi sintomi. Questa è la neuroscienza del dolore, non è un qualcosa che ti dico io, sappiamo che il dolore è persistente, soprattutto quello, stiamo parlando di nociplastico, quello non creato da problematiche strutturali, si può riprogrammare, anche se ne hai sofferto per 3, 5, 10 anni. Ho pazienti che seguo che soffrono di dolori da più di 10 anni e piano piano stanno ritornando a stare bene, qualcuno è tornato totalmente libero dal dolore. Questo lo vedi nel mio canale YouTube dove ci sono decine e decine di testimonianze a riguardo. Fammi sapere nei commenti se soffri di ipervigilanza e vediamo di risolvere.